L'inverno non vuole proprio andare in pensione quest'anno e porta ancora una volta la proverbiale nevicata fuori stagione sull'altopiano dei 7 comuni, dove si è verificato un brusco abbassamento delle temperature che ha portato il limite delle nevicate fino a quota 800 metri. Nella prima parte della giornata i fiocchi erano scesi solamente sui rilievi, imbiancando il Verena, le Melette e l'Ortigare, le altre cime del comprensorio. Poi la colonnina di mercurio è precipitata, trasformando nuovamente i paesi in una cartolina da fiaba, con qualche difficoltà per la viabilità e per chi era per strada nel tardo pomeriggio di giovedì. Da quelle parti la Dama Bianca ha molti nomi e le nevicate di questo periodo vengono chiamate Cucusnea o Lodosnea, ovvero le nevi del cuculo o dell'allodola, che annunciano entrambe la primavera. La neve è scesa copiosa anche su Cimagrappa, dove gli accumuli sono stati di almeno una decina di centimetri. Quel che la neve ha fatto sulle montagne del Vicentino, la pioggia ha replicato in pianura. Finalmente, dopo un avvio piuttosto deludente della perturbazione annunciata per questi giorni, le precipitazioni hanno superato i 20 mm a Bassano e dintorni, dando un po' di fiato a un territorio alle prese con una crisi idrica ormai drammatica. Poco rispetto agli 8 metri d'acqua che mancano nei pozzi, ma sufficienti per dare un segnale dopo settimane di siccità. Ora pianura e montagna devono fare i conti con temperature minime piuttosto inusuali per il periodo. Il termometro ha segnato 5 gradi a Bassano ed è andato sotto lo zero in altipiano, dove la situazione potrebbe filare su questi binari per qualche altro giorno.